Abbiamo cominciato alla grande questa divisione 4 con i primi 3 punti battendo il Milan 2-0 in casa. Vediamo la prossima che succede. Abbastanza rapidamente. Napoli contro Napoli, è sempre molto divertente fare queste partite. Anghissa Bastoni, vediamo. Veramente Anghissa è il nostro. Vediamo i nostri ragazzi come stanno. Cazzo, lo botta Porosime e Lozano tutti a terra. Che cazzo è successo? Che cazzo è Elmas a terra, Juve? Qua arriva il momento di Gaetano. O di Dombele. Weraf. Eccoti. Weraf è a un macello, va. C'ha morto. Allora, indubbiamente Politano... non portare forti. In che senso, Raff? Non portare forti. Nel senso che non faccio... Se faccio non faccio Fortnite. Intanto mettiamo Politano, Simeone, ragazzi, giochiamo col Ciolito, il Ciolito titolare, perché Simeone non sta bene, e me la gioco, Gaetano titolare, perché sta on fire e Lobot, che è il nostro Lobo, non sta bene, quindi va bene così. Volevo vedere i nostri avversari. Chi c'hanno un porca puttana Eva, perfetto, gioca con un 4-1-2-3, va bene, andiamo al match. Raffe, comunque dopo penso lo portiamo, cioè dopo lo facciamo, perché stanno Peppe e Antonio che in realtà mi stanno aspettando, e io perché volevo fare almeno 2 o 3 partite ai football, perché come poi ben sapete lo porto anche sull'altra piattaforma come episodi. Intanto stiamo per partire Napoli contro Napoli. No, Raffa, ma guarda, non lo faccio con cattiveria, lo sai, ti farei giocare volentieri, ma è più una questione che giochiamo con tranquillità tutti e tre, che sbariamo un po'. Tanto partiamo col Ciolito titolare, con Gaetano titolare. Incredibile, ragazzi, che Gaetano playmaker. Attenzione il Ciolito, Anghissa, vada Politano, attenzione Politano, prova la sterzata Politano, prova il tiro subito e andiamo subito vicini al gol. Bella azione. Vai Ciolito. Attenzione. Provano ad attaccare giustamente. Anghissa prova a chiudere, non riesce a recuperare palla. Zielinski lì sarebbe stato importantissimo. Attenzione Mario Rui, niente da fare. Provano l'imbucata per Osimhen. Porca troia, Pempe. Meret qui chiude tutto. Ancora dentro, ci provano ancora, ragazzi, mamma mia, ci provano ancora. Meret, attenzione. Provano a ripartire, imbucata pazzesca per Osimhen, porca troia, ragazzi. Imbucata pazzesca qui. Ci facciamo trovare molto impreparati. Attenzione Gaetano, prova ad andare da Politano, niente da fare. Attenzione, attaccano alla grande loro, sono molto forti. Di Lorenzo, palla verso Kim, un po' macchinosi qui, porca puttana il maestro. Poi che ragazzi, che cazzo hanno fatto? Rachmani spazza, io ho fatto delle follie assurde, ma loro hanno giocato benissimo. Qui adesso proviamo a ripartire con Zielinski, attenzione, prova il break Zielinski di esterno, prova ad andare da Anghissa che arriva. La palla non è arrivata, peccato. Politano prova ad andare, recupera palla Politano, attenzione Politano. Politano fermato da Bastoni, alla grande fermato. C'è il Ciolito, c'è Gaetano che si fa superare facilmente. Anghissa, bravissimo. Di Lorenzo, Rachmani, Kim, prova ad andare da Kvaratskhelia che appoggia Mario Rui. Per Kvaratskhelia, dentro per Ciolito Simeone, niente da fare.
Di Lorenzo prova a recuperare palla, non ci riesce, Anghissà nemmeno. Provano a ripartire ancora loro, attenzione, Di Lorenzo, deve chiudere, ci riesce. Di Lorenzo poi viene fermato, calcio di punizione. Sono partiti fortissimo loro. Il nostro avversario è molto forte, molto forte. Il Ciolito prova a spizzare e non ci riesce. Recuperano ancora palla loro. Attenzione Gaetano. Mario Rui non riesce a recuperare palla. Niente da fare Gaetano nemmeno. Mario Rui dentro, ma Meret questa volta chiude. E ancora Meret. Fuori gioco qui. E recuperiamo palla, ma stiamo soffrendo maledettamente in questa partita. Tra l'altro purtroppo abbiamo preso pure quel gol che ci fa stare anche prima in vantaggio, ovviamente. Il Ciolito prova a spizzarla, niente da fare, Zielinski va in progressione sul portiere, niente ancora. Fortunatamente Meret sbaglia il rinvio e palla a noi con Di Lorenzo che la dà a Anghissà, che sbaglia tutto. Anghissà, cazzo. Mario Rui, Zielinski in bucata verso Osimhen, niente da fare, stiamo andando sempre a vuoto. Rachmani qui ci mette una pezza e poi Meret poggia a terra fortunatamente e poi va da Politano in maniera folle, perché chiaramente la palla a Politano non arriva. Bobo, a posto. Chouameni, ancora Gaetano sembra un po' pesce fuor d'acqua al momento. Attenzione, Di Lorenzo si fa saltare troppo facilmente, la blocca poi Meret che poi va da Kvaratskhelia, stavolta in maniera precisa. Kvara può scendere un poco, Kvaratskhelia prova a cambiare, errore di Kvara anche qui. Ragazzi, sta andando tutto nella maniera peggiore. Di Lorenzo, Anghissà prova ad andare dentro dal Ciolito, Iau leverà a Politano, ma evidentemente la situazione in questa partita è tragicamente critica. Attenzione, Gaetano qui recupera una gran palla e poi prova a gestirla in maniera, l'idea era buona ma passaggio molto debole. Raspadori, attenzione Raspadori, cross in mezzo, Maestro in diagonale, Osimhen riesce a tirare ma guadagniamo la palla. Attenzione, il Ciolito riesce a vincere il duello ma perdiamo palla ancora con Anghissà che prova adesso ad andare in pressione alta su Meret. Riescono a gestire bene la palla, anticipo di Gaetano, poi la palla arriva a Zielinski che prova a cambiare dall'altro lato verso Kvaratskhelia non riesce a dribblare, peccato. Attenzione Meret, Kvara prova ad andare in pressing, niente da fare. Loro gestiscono la palla in maniera spaventosamente buona, ragazzi, spaventosamente buona. Gioca veramente spaventosamente bene. Qui però Di Lorenzo si fa valere e recupera palla, e poi Politano dentro per Zielinski che prova ad andare da Di Lorenzo che la mette dentro per il Ciolito, ma dentro non c'è nessuno, quindi il Ciolito torna di tacco da Giannino Di Lorenzo, poi la dà ad Anghissà dentro per Zielinski. Kvaratskhelia recupera palla, limite dell'area, Kvaratskhelia, il cross, c'è Zielinski, fuori gioco. Fuori gioco, ma abbiamo provato a costruire quantomeno qualcosa. Meret rilancia, primo tempo difficilissimo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, difficilissimo. Un solo gol a referto. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Hanno fatto 8 tiri in porta, stanno dominando maledettamente. Noi abbiamo sofferto tanto, abbiamo costruito poco, abbiamo tirato poco, abbiamo fatto tutto poco. Tutto maledettamente poco. Comunque, parte il secondo tempo, attenzione,
Anghissà recupera palla, questa volta subito. Il Ciolito appoggia per Zielinski che allarga per Kvicia Kvaratskhelia. Attenzione, Kvaratskhelia che non arriva a tirare, a crossare. Però recupera palla. Peccato, calcio d'angolo. Buono, calcio d'angolo. Buono. Proviamo con la spizzata. Vado da Kvara. Zielinski va da Kvara. Attenzione, prova ad appoggiarla, non ci riesce. Gaetano, macchinosissimo Gaetano, ovviamente. Kim, attenzione, Di Lorenzo va da Politano che riesce a tenerla in campo. Il cross di Politano, c'è Anghissà, niente da fare. Di Lorenzo va da Gaetano che prova a tirare Gaetano. Gran tiro. Attenzione, ragazzino, Attenzione al ragazzino. Attenzione al ragazzino che c'ha la botta da fuori. Ci è andato vicino al suo primo gol col Napoli. Zielinski va da Anghissà che prova a metterla dentro, c'è Di Lorenzo, prova la rovesciata. Peccato, questa era un'occasione spaventosamente importante, peccato. Attenzione, prova il pressing Kvara, riescono a gestire bene l'uscita dal basso come al solito in questa partita. Non sbagliano ragazzi, non sbagliano. Attenzione che provano ad attaccare. Gaetano sta prendendo un po' di confidenza qui, però sbaglia poi l'uscita in ripartenza, peccato. Pempè va dentro da Osimhen, anticipato da Rrahmani, e poi Meret rilancia verso il Ciolito che appoggia ad Anghissà. Cazzo, era andato subito da Politano. Zielinski poi appoggia per Kvaratskhelia, dribbling spaventoso di Kvaratskhelia che se ne va. Kvaratskhelia, il cross troppo sul portiere di Kvaratskhelia. Rilancio di Meret, Raspadori la mette giù, Rrahmani esce forse un po' troppo, ma Anghissà recupera palla, Mario Rui l'appoggia a Zielinski che la dà larga verso Kvicia Kvaratskhelia che si gira. Kvaratskhelia, attenzione, Kvara, forse doveva passarla prima. Cavava. Se ne va Raspadori. Attenzione, rientra Gaetano che riesce poi a darla anche a Zielo. Politano appoggia ad Anghissà. La palla arriva a Zielinski che viene anticipato, poi palla ancora ad Anghissà. Un po' deboli i passaggi qui. Il Ciolito che non è riuscito ancora a tirare in porta. C'è bisogno forse di qualche cambio, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Attenzione Di Lorenzo, c'è Kim, non riesce a fermarlo. Rrahmani va un po' a vuoto, poi lascia la questione a Zielinski che va su Pempè, niente da fare. Giannino deve chiudere e riesce. Poi Anghissà qui fa una giocata parecchio intelligente, probabilmente Politano sta giocando malissimo ragazzi, non sta scan niente Politano. Ciolito verso Kvaratskhelia, dentro per Zielinski, attenzione dentro dal Ciolito, recuperato da Tchouaméni, peccato. Attenzione Di Lorenzo, deve chiudere su Raspadori, infatti penso che devo fare così, e poi no Gianni, dai Anghissà, è lento qui Anghissà. Rrahmani recupera palla e poi allarga verso Politano che cambia tutto verso Kvicia Kvaratskhelia. Stop di Kvara, attenzione Zielinski recupera palla. Zielinski vede l'ingresso in area di Anghissà fermato, non riesce a tirare. Attenzione Zielo, sbagliato. Politano prova ad andare dentro Anghissà. Io ho fatto due giocate senza senso ed è normale che la palla poi risulta persa. Attenzione Pempè, la parata e poi arriva Osimhen. Ci sta. Mi fa tenere di giocare a FIFA, infatti sto scendendo per giocare. È buono Raffa, fai bene. Vabbè, faccio qualche sostituzione, ma giusto per ragazzi, ho detto un po' Dombele che non l'ho fatto giocare praticamente mai, e metto un po' Raspadori al posto di Politano, ma vi ripeto, giusto per una sconfitta che fa male, ma siamo stati abbastanza dominati. Metto anche un po' Berezinski e anche un po' Olivera sulla destra
E Politano, ha fatto entrare un po' tutti, ho detto un po' Juan Jesus, dai, Juan Jesus. Ebbene così, i nostri 5 cambi li abbiamo fatti, ma giusto per un po' di freschezza, un po' di minuti per quelli che non faccio giocare mai. Ma ripeto ragazzi, ci sta purtroppo, abbiamo giocato maluccio e loro meritano pure. Anghissà intanto prova ad andare da Raspadori, niente da fare. Gli ho fatto uscire anche il capitano, io che non lo faccio uscire mai, non lo faccio uscire mai il capitano. Il capitano diventa chiaramente Zielinski, qua Olivera recupera una gran palla, prova ad andare da Dombele, niente da fare. Attenzione Olivera, Juan Jesus anticipa Osimhen. Attenzione, allora hanno addirittura anche Pedri, incredibile. Recuperiamo palla. Beresischi va da Rachmani per Juan Jesus che smista a Olivera che allarga verso Kvara Kvaratskhelia che prova il dribbling fermato. Kvara, attenzione, palla recuperata da Juan Jesus che allarga ad Anghissà che la dà a Giacomino Raspadori. Attenzione, palla per Anghissà dentro per Raspadori che poi la dà a Beresischi che la ridà ad Anghissà. Attenzione, Anghissà prova ad andare dentro dal Ciolito Simeone, Dombele, palla per Beresischi, cross in mezzo, c'è Simeone, non riesce ad arrivare al colpo di testa. Avevamo costruito bene, peccato. Rachmani, Dombele, attenzione, bella azione manovrata qui, si ferma Raspadori, che poi gli viene rubata palla. Attenzione, Kvaratskhelia e Simeone. Accorcia Simeone troppo tardi. Domani vado in piscina finalmente. Bella Raffaele, fai benissimo. Intanto qua perdiamo alla nostra seconda uscita. Fai bene Raff, fai bene, comincia a fare caldissimo. Tanto qui ragazzi, come diceva anche Caressa, è mancata un po' di fortuna in alcuni momenti, ma meritiamo di perdere assolutamente, perché